5815, vai! Questa canzone la potete trovare nel mio ultimo CD, che si chiama Il mio folk. E ti sei messa con un tipo strano, manca da capire tu fai passare, non senta quello quando te chiama, a pensare che lo ti ingrippato tu, e tu si misa e sta così cotta, casi da gala da severo sweet, tutti vogliono una spicchietta, e se mi guarda tu mi fai morire, se, mi dico, Giovanna mi dico, na tu ti fai amare, se, mi dico, Giovanna mi dico, ma che devi sengare che può combina, mi dico, Giovanna mi dico, na tu ti fai amare, mi dico, Giovanna mi dico, tu che si coscia fuori che ti fideva, Ed era Giovanna Minicona, grazie, io vi voglio alternare un pochettino con queste canzoni, se no, ecco, dice ma chi si canta sempre classico, ogni tanto dovete cantare un po' di classica, un po' di canzoni diciamo d'amore, un po' di... Ecco, vedete un pochettino che differenza di canzoni con questa qua e con la prima canzone, vedete? Adesso Gerardo mette la prima canzone, ascoltate che differenze che ci sta. La facciamo un pochettino, E la dedichiamo a tutti gli appassionati di villa. Sì. Si chiama Telestallone Show e va in onda ogni mercoledì sera dalle 10 a mezzanotte. Con amore, con allegria e con tanta passione io canto queste canzoni per voi il mercoledì. Granada, città dello sole e dei fiori, canto l'ultimo addio di un nostalgico cuore, canterò la mia canzone gitana, canterò e con le lacrime Il finale di questa canzone ve lo faccio ascoltare quando mi inviterete a una vostra festa. Vi ricordo il numero per chiamarmi è questo qua, e io su questa bellissima canzone, mentre che lui si mette d'accordo con il regista, vi voglio presentare un ospite gradito, una persona che voi conoscete sicuramente. Ci è venuto a trovare, signori, non pensate un pochettino chi? Ecco,
Ecco, chi ci è venuto a trovare secondo voi? Un grande cantante, sicuramente voi lo conoscete, anche di fama nazionale e internazionale, e questo ve lo posso garantire. Signori, Alfio Lombardi. Eccolo, eccolo. Vieni bello io. Come stai? Buonasera, ciao Roberto. Mi devi scusare se ti ho fatto questa sorpresa all'improvviso, ecco, che non ti ho dato subito un microfono, ma comunque la prossima volta che vieni qua, diciamo dopo di questa canzone qua, io ti faccio parlare con questo qua e mi prendo io un altro microfono, va bene? Comunque complimenti per la canzone di prima, veramente molto bella. E mi è piaciuta questa cosa che ha detto, il finale, se lo volete ascoltare, chiamatemi alle vostre feste, perché insomma è una cosa... Roberto Stallone canta benissimo, voi lo sapete tutti quanti, amici cari. Mi meraviglio che insomma al momento non si scatastano i telefoni per telefonare. Non ti preoccupare, non ci stanno problemi. Le mie persone che mi ascoltano, sono sicuro che loro mi ascoltano e hanno pure vergogna di telefonare, non lo fanno apposta. Ma tu ti metti questo vestito, insomma, tu metti soggezione alla gente. Complimenti pure per il look, veramente molto bello. Ma tu hai visto come mi ci fate, sì, che ne fa? Ti ci pensavo? Comunque io ti lascio il microfono, per favore, darsi che è meglio, dai. Ci sentiamo dopo, facci ascoltare. Io ho saputo una cosa molto bella, che invece in questi tempi tu hai studiato molto bene e hai fatto un capolavoro. Lo sto ascoltando su una bellissima radio di Napoli. Niente, Alfo, io ti lascio il telefono, cioè il microfono a te, perché so che tu ne parli meglio. Di tu qualche cosa, dai. Niente, io sto pubblicizzando e promozionando questo mio disco che uscirà dopo 2 anni di lavoro veramente mentale. Perciò ho detto questo. Mentale perché insomma, se io non credo nei pezzi che scrivo, inevitabilmente poi è tutta una conseguenza. Non li canto nelle piazze, non le promoziono, quindi, e non incido i dischi. E ho voluto fare questo lavoro discografico perché adesso finalmente è uscita la canzone, secondo il mio modesto avviso, secondo il mio parere, che poi è soggettivo, perché l'ultima parola aspetta sempre al pubblico. Sì. Una canzone nella quale credo, come credo in tutto l'LP, in tutto il CD, sì. Cioè avverto una strana sensazione attorno a me, ma per quanto riguarda sempre me. Vediamo, può darsi che ci sta una telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, questo qua è Michele, sicuramente. Vorrei salutare voi, siete Stallone Show. Grazie, il video non da venire veramente, Michele, perché... E poi vorrei salutare l'amico Aston Lombardi. Ciao Michele, buonasera. Tutto a posto? Tutto a posto. Facetemi sentire un po' che la canzone si è andata via, no? La principessa? La principessa. Va bene. Infatti Alfio proprio questo stava spiegando. Forse volevi dire... A tutti i toni, già tutto a posto, può andare. Va bene, se te lo dice Michele. Grazie, mi avete messo il timbro? Sì, Sì, a tutti i toni. Il bollino blu. Ho comprato la storiata buona, per Dio. Allora Michele, noi ti ringraziamo per questa telefonata. Sì. Grazie. Facciamoci anche gli auguri perché è papà. E papà, sì, e io infatti l'ho fatto prima, gli auguri a tutti i papà del mondo. Va bene, anche voi siete papà. Sì. Anche se siete papà 2, 3, 4, 5, non fa niente, non ci pensavo. Ma sempre papà sì, insomma. Ciao. Arrivederci, Buona ciao Michele, una buona serata. Alfo, secondo me, siccome che è una cosa nuova, ecco, meglio cantarla questa canzone. Volevo, se mi consenti, salutare mio padre che si chiama Giuseppe, pure il suo nome, anche papà, e tanti auguri faccio anche a mio figlio Giuseppe, come a tutti i Giuseppe. E un augurio anche a me su questa canzone, a mio padre che mi sta sicuramente guardando, no? Ascoltando, perché tu sai che mio padre... Pronto? Alfio! Chi è? Come chi sono? La tua pazza, la tua simpatica miss simpatia. Uè, buonasera, miss. Come si va? Tutto a posto. Tutto ok? Allora Alfo devi venire pure mercoledì prossimo, perché chi se lo sa, insomma, come è arrivato? Tu stai arrivando in telefono? No, però, miss Simpatia, come stai? Stai Dimmi, bene? amore, Amore, dimmi. io sto parlando con Niente, te. ti voglio dedicare la canzone nuova, cioè è la prima volta che la canto in televisione, voglio provare questa... E dimmi un po', come si chiama? Principessa, la dedichiamo a te, va bene? Sei quello che sei una bomba atomica. Grazie. Sei il number one di Angry
E poi ti auguro tanto successo in tutto il mondo della Ti stai campagna. stancando? lo Miss so, Simpatia, perché rifugi senti, cantante. Miss Stallone, Simpatia, Aspetta, Stallone, ti seguo tutte le notte con te. E mi fa piacere, lo so che mi ascoltate, però E non ogni posso tanto prendere mai la linea con quello te. si mette in macchina, Miss Simpatia, e ti segue con la macchina, mercoledì tutte le notti. scorso veramente il telefono andava pazzo, può darsi che fra un pochettino cominceranno a telefonare. Stasera ci sono state le partite, ci sono un sacco di cose. Miss Simpatia, io voglio stringere perché il tempo Lo so. è tiranno. Allora ti auguro tanto successo con le nuove cassette e un mondo di ricchezza e tanta gioventù con te e con l'amico. Grazie, grazie, ti dedico questa canzone. Ciao, Ciao, ciao. ciao, arrivederci, ciao. Alfio, ti lascio la tua principessa. Principessa. Ciao.